colpi di martello sul legno della croce sono risuonati con un eco sinistro nel silenzio assoluto della cattedrale di Nuoro, immersa nel buio, a significare le tenebre che sono cadute sull'umanità per la morte di Cristo. E questo è uno dei momenti culminanti del Sisclavamento, la rappresentazione della passione di Cristo messa in scena ieri nella chiesa di Santa Maria della Neve dalla confraternita di Santa Croce. Una cattedrale gremita di fedeli che non sono voluti mancare a questa liturgia che segna il momento culminante della passione e morte di Cristo. Una liturgia suggestiva e emozionante che, accompagnata dalle preghiere e dai canti in limba intonati dai cori tradizionali, ha riportato i cristiani indietro di 2000 anni nella Gerusalemme sotto il dominio romano, quando il Figlio di Dio venne arrestato, processato e infine giustiziato sul Golgota, crocifisso insieme a 2 ladroni. I confratelli di Santa Croce, interpretando i giusti Giuseppe di Arimatea, Nicodemo e i discepoli Giovanni e Giacomo, dopo aver estratto i chiodi dalla carne viva di Gesù, hanno chiesto alla Madonna il permesso per deporre il corpo di Cristo, un gesto di pietà per un uomo che ha donato la propria vita per la salvezza dell'umanità. L'ultimo atto del Sisclavamento è stata la consegna dei chiodi e della corona di spina alla Madonna Addolorata. Quindi il corpo di Cristo è stato collocato sulla lettiga e in processione trasportato nella chiesa di Santa Croce. Qui è stato allestito il Santo Sepolcro che custodirà le spoglie mortali di Cristo fino alla resurrezione. Oggi invece per i cristiani è il giorno del lutto e del silenzio. Nel calendario della Chiesa il Sabato Santo è una giornata liturgica in cui non si celebrano messa e l'Eucarestia. Le uniche funzioni religiose sono dedicate alla liturgia della parola con la lettura di testi sacri. Le campane rimarranno legate fino a mezzanotte, quando con la cerimonia della luce, che segna la fine del lutto e l'annuncio della resurrezione di Cristo, inizieranno i riti della Pasqua di Resurrezione. Domani le campane di tutta la cristianità suggelleranno questo momento. A Nuoro, in piazza Crispi, si svolgerà la cerimonia di incontro tra la Madonna, il cui simulacro partirà dalla Chiesa delle Grazie, e il Cristo trionfante sulla morte che muoverà dalla Chiesa di Santa Croce. Quindi i 2 simulacri procederanno fino alla cattedrale, dove verrà officiato il solenne pontificale.